Amici di Directa Sport, un cordiale buon pomeriggio dal stadio comunale di Pozzomaggiore per la 26esima giornata del campionato di eccellenza Sardegna. In campo il Bosa e il Guspini, due squadre che si proiettano ovviamente in maniera diversa in questa gara, questa 26esima giornata. Un Bosa che occupa la 11esima posizione a quota 34 punti, frutto di 10 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte. La formazione di Salvatore Carboni, che oggi non è presente in campo, arriva dalla vittoria di domenica scorsa in casa della Seminese, una bella vittoria per 2-1, un altro successo, quello per 3-2, sempre qui a Pozzomaggiore, lo ricorderete, contro il Budoni, e i preziosi pareggi con Monastir e Nuorese. Una striscia positiva che ha permesso di allontanarsi dalle zone calde della classifica, con i play-out che distano oramai 11 punti, e perché no, strizzare anche l'occhio alla griglia play-off, distante anche in questo caso 11 lunghezze. Insomma, un limbo della classifica che potrà permettere di affrontare queste nuove gare con la giusta serenità. Stessa serenità non ce l'ha piuttosto il Guspini, che occupa invece la terzultima posizione a quota 18 punti, a soli 2 punti dal Castiadas e a 6 dalla Seminese. Le tre ultime posizioni, ricordiamo, condannano alla retrocessione in promozione. Playout che distano invece un solo punto, ma per uscire dalla griglia occorre raggiungere e superare quei 23 punti al momento occupati dall'Idolo. Formazione che arriva dalla sconfitta netta per 3-0 in casa Colossese, da un'altra sconfitta per 4-0 sul campo della Ferrini e da un'altra debacle interno, questa volta di misura con l'Ilva Maddalena. Ultimo pareggio sabato 12 febbraio in casa dell'Arbus. Insomma, un mese senza punti, ma davvero tante attenuanti. Oltre alle squalifiche dei giocatori presenti oggi, praticamente il Guspini ha incontrato in quest'ultimo mese le tre corazzate del campionato che occupano le prime tre posizioni in classifica. Oggi però, da oggi, bisogna cercare di fare davvero punti per provare a riagganciare la parte un po' più meno difficile della classifica. Siamo ancora in debito delle formazioni, allora le andiamo a dare per dovere di ospitalità, a partire dal Guspini, che si presenta con un 4-4-2, in porta lì Nicola Lodda, con numero 2 Koulibaly, con numero 3 Ibba, con numero 4 Montesuelli, con numero 5 Uliana, con numero 6 Ucheddu, con numero 7 Luca Floris, con numero 8 Bruno Floris, con numero 9 Ruben Cecco, con numero 10 Malandra e con numero 11 Bruno Bravo. Il mister è Marco Piras. Dall'altra parte invece il Bosa si presenta con il 3-5-2, l'assenza dell'allenatore giocatore Salvatore Carboni obbliga ovviamente a cambiare qualcosina in sede di valutazione tattica. In porta c'è Antonio Secchi, il numero 2 è Ongania, il numero 4 è Mattiello, il numero 18 è Tullio Led, il numero 3 è Rio, il numero 16 è Paolo Carboni, il 15 è Unali, il 25 è Ruggiu, che peraltro è diffidato in questa gara, il numero 24 è Dieng, il 21 è Marco Carboni e il 9 è l'ultimo arrivato Luca Fanelli. Siamo praticamente al via di questa sfida. Intanto ci è sfuggito il nostro cronometro che andiamo prontamente poi a far partire. Ricordo le immagini del nostro Fabio Madau, siamo praticamente anche su un altro campo dell'eccellenza a Taloro Gavoi per raccontarvi la sfida tra il Taloro Gavoi e il Lipunti, altra sfida importante in sede di valutazione soprattutto della corsa salvezza. Bosa che intanto attacca dalla sinistra verso la nostra destra in completino completamente bianco, dall'altra parte invece il Guspini con la consueta casacca rossa. Concentriamoci adesso su quanto sta accadendo sul terreno di gioco del comunale di Pozzomaggiore, con il Guspini che prova a costruire questo tentativo in attacco, pallone però prontamente recuperato dal centrocampo del Bosa. Bello qua lo scambio con Unali che prova ad andare via, è fermato prontamente dalla difesa avversaria. Guspini che riparte e lo fa dal suo difensore centrale, cioè da Uliana, pallone per vie orizzontali dalle parti del compagno di reparto, pallone che viene dato in profondità ancora per il compagno di squadra, pallone però prontamente recuperato ancora dal Bosa, ancora tra i piedi di Unali, poi c'è il lancio a cercare il numero 21 Marco Carboni, palla e mezzo e arriva l'autorete del Guspini. L'autore della sfortunata rete è il numero 3 Alessandro Ibba. Bello il traversone di Marco Carboni, pallone raso terra sul quale arriva, ahimè, per primo il giocatore del Guspini. Dunque Bosa che si trova subito in vantaggio quando siamo al minuto quarto del primo tempo. Bosa in vantaggio. Andiamo, sereno,
Allora vediamo quella che sarà la reazione del Guspini, colpito a freddo dopo appena 3 minuti dall'inizio della sfida. E però ancora la formazione di Salvatore Carboni a manovrare, pallone che viene però toccato per ultimo dai giocatori in maglia biancorossa. Andiamo anche a annotare la rete che, ricordiamo ancora una volta, è una autorete sfortunata del numero 3 Alessandro Ibba su traversone avversario, traversone di Marco Carboni, rete arrivata al minuto 4. Federico, fanno girare! Sarà rimessa laterale per la formazione di casa si fa per dire. Il Bosa è ormai da diversi mesi oramai che non gioca più al Campo Italia di Bosa, in fase di rifacimento, un rifacimento un po' più lungo del previsto. Ha obbligato il sodalizio bosano, che ha tra l'altro un notevole seguito. Ne approfittiamo per salutare ovviamente tutti coloro che non solo da Bosa ma anche da oltre Tirreno, ma bosani nell'anima, seguono le sorti di questa squadra che sta davvero tanto ben figurando in un campionato, ricordiamo l'eccellenza del calcio regionale, che è certamente un traguardo importante da conservare, da mantenere con grande attenzione. Attenzione al calcio d'angolo intanto ancora per il Bosa, il recupero però da parte del Guspini, che prova a riuscire, lo fa in maniera un po' farraginosa, prova a mettere ancora in mezzo il numero 25 Marco Ruggio, pallone che però colpisce sulla schiena un avversario e finisce oltre la linea laterale, e allora sarà ancora rimessa per il Bosa, colpito duro qua in questa occasione Fanelli che si tocca anche l'interno coscia destro. Sembra tutto ok per il nuovo arrivato del Bosa, con trascorsi anche nei campionati di Serie D. E allora sarà calcio di punizione per il Bosa. Se ne incarica il difensore centrale Antonio Mattiello. Ancora qualche istante, ecco il calcio di punizione di Mattiello, che mette in mezzo, pallone a tagliare, riesce ad arrivare alla fine per ultimo Ongania, pallone però che finisce oltre la linea di fondo, ingannato anche un po' dal rimbalzo, in questo caso il numero 5 del Bosa, e allora sarà rimessa dal fondo. E intanto Luca Fanelli a terra, un po' più grave del previsto il problema muscolare accorso nell'occasione precedente, forse Fanelli è costretto dunque al cambio, e allora finisce dopo appena 7 minuti la partita di Fanelli. Dunque un'altra tegola dopo quella dell'allenatore e giocatore Salvatore Carboni, che per un problema al ginocchio non è disponibile e non lo sarà per alcune settimane. Dunque un altro problema in attacco per il Bosa. Ho sentito tac, questo sembra la lettura dal labiale di Fanelli. Il gioco però riparte e il Guspini a provare a costruire. C'è la pressione del Bosa, che intanto ha sostituito il numero 9 Fanelli, o meglio tentativo di passaggio in profondità per il Guspini. No, non ha sostituito ancora nessuno Fanelli.
pallone all'indietro da parte di Koulibaly, tra le mani di Nicola Loddo, classe 2002, chiamato a sostituire il portiere titolare squalificato. Problemi su problemi anche per il Guspini, che come detto deve provare a conquistare però quest'oggi i nuovi punti necessari per la corsa salvezza. Intanto una fase di gioco non pulitissima, palloni a campanile da una parte e dall'altra, si prova a ripartire dalle mani di Nicola Loddo. Pallone ancora in profondità a cercare Koulibaly, ma arriva prima e protegge molto bene la palla il Guspini. Pallone in profondità, ma c'è il fuorigioco fischiato a Ruben Cecco. Un metro e mezzo in avanti, oltre la linea della difesa. Non è, o meglio, sembra essere d'accordo l'attaccante del Guspini. Ed ecco il cambio, arrivato solo ora. Fanelli è costretto dunque a tornare in panchina. Al suo posto entra il numero 22 Luca Di Angelo, che dunque avrà praticamente una partita o quasi per dimostrare di poter meritare un posto in attacco in questo momento in cui il Bosa ha qualche difficoltà a livello di spogliatoio. Prova ad accennare un pressing il Guspini, prova che Bosa però che riesce a uscire, non però senza fatica, e infatti c'è l'errore da parte della difesa del Bosa, mette ancora in mezzo Ruben Cecco, pallone però poi alla fine recuperato ancora dalla formazione di casa. Viene fischiato un fallo proprio ai biancorossi, partita accesa dai primissimi minuti. Sarà dunque calcio di punizione per il Guspini. A mettere in mezzo questo pallone in profondità è stato Malandra. Siamo però ancora dalle parti dell'attacco biancorosso. Il pallone toccato per ultimo dai giocatori del Bosa, e allora è Koulibaly sulla fascia destra a mettere in mezzo questo pallone lungo dalle parti di Bruno Bravo, che non riesce a impattare di testa, o meglio lo fa ma non con la forza adeguata a impensierire il portiere del Bosa. Guspini però che prova a crescere, prova a costruire con pazienza, lo rifà ancora per vie orizzontali con il pressing però proprio di Luca Di Angelo, che obbliga a ripartire dalla linea di difesa. Ancora dalle parti del capitano del Bosa, Uliana, e poi siamo già però da questa parte dove è Cecco. Con pazienza il Guspini a cercare Ibba, arriva però prima e protegge bene con il corpo la difesa del Bosa, pallone che finisce fuori. Sarà allora rimesso dal fondo per Antonio Secchi. Cambia gioco sulla sinistra il Bosa, pallone ancora a campanile, a cercare Marco Carboni, autore di un gran gol che ricorderete proprio qui a Pozzomaggiore nel 3-2 col Budoni, una progressione importante che permise di infilare la formazione gallurese per il vantaggio che poi regalò la vittoria al Bosa. La rimessa affidata a Leonardo Riu. Siamo però già dalle parti del centrocampo bosano, prova a costruire con Marco Carboni, siamo a sinistra, l'1-2, pallone però un po' troppo lungo per Dieng. Ancora però Bosa in possesso di palla. Ruggiu, ancora pallone per Dieng, alla fine recupera ancora il Bosa. Il problema dell'1 contro 1, c'è da superare Koulibaly, nulla di fatto, e allora altro calcio d'angolo e il secondo per la formazione bosana.
che ricordiamo ancora una volta in vantaggio al quarto minuto in virtù di un'autorete di Ibba su un bel traversone peraltro di Marco Carboni. Ora però c'è ancora corner per il Bosa, il pallone viene messo in mezzo, non trova nessuno dei compagni di squadra, ma il Bosa è ancora essere propositivo. E sarà calcio d'angolo, questa volta il corner numero 3 della sfida. Si incarica del tiro dalla bandierina il difensore centrale Antonio Mattiello. Movimento nell'area del Guspini e colpisce molto bene di testa, ma poi arriva Ibba, bravo e reattivo sul colpo di testa che mi è sembrato di Marco Carboni. Colpo di testa di Marco Carboni su questo bel cross da parte di Mattiello, dunque ghiotta, occasione per il raddoppio del Bosa con Nicola Loddo, però che si è fatto trovare pronto questo bel colpo di testa a mezza altezza del numero 21 del Bosa. Prova ad accelerare la manovra, la formazione del mediocampidano riesce a tenere in campo questo pallone il Guspini, anzi non è così, o meglio è calcio di punizione per il Guspini, intanto un giocatore a terra. Approfittiamo di questo momento di stop per andare a vedere cosa è successo dopo 15 minuti sui terreni dell'eccellenza. Oltre al Bosa qui in vantaggio contro il Guspini, segnaliamo anche l'1-0 del Sant'Elena contro il Portorotondo, altra gara questa che può essere importante soprattutto in chiave salvezza, con il Portorotondo che è stato artefice soprattutto in quest'ultimo periodo di risultati piuttosto importanti. Attenzione però al Guspini, c'è il raddoppio difensivo da parte della formazione bosana che recupera ancora un altro pallone, non ci sta però il Guspini che prova a ripartire, batte e ribatti, pallone che alla fine esce fuori oltre la linea laterale, anzi non è così, il pallone è ancora in campo e allora Guspini può ripartire dalle mani, anzi dai piedi di Nicola Loddo. Siamo già però a sinistra da Capitan Uliana che alza la testa a cercare, scavalcare il centrocampo dalle parti di Ruben Cecco. Ha difficoltà a mettere il pallone a terra, soprattutto il Guspini, c'è l'offside intanto da parte, cioè meglio la segnalazione da parte del guardalinea, fa giustamente correre l'arbitro, si riparte ancora con Koulibaly, ma siamo già dalle parti dei due difensori centrali e siamo tornati dal numero 10 Malandra. Si gira molto bene qua Ruben Cecco che poi viene toccato duro, sarà calcio di punizione per il Guspini, già battuto, non va bene però secondo il direttore di gara che ricordiamo, non l'abbiamo detto, è uno dei due fischietti chiamati in questa 26esima giornata a arrivare dalla penisola, è Tommaso Mairani di Firenze, gli assistenti sono Mario Puggioni e Leonardo Moroso di Sassari. Oltre a lui arriva oltre Tirreno anche il signor Alessio Amadei di Terni che è chiamato a dirigere proprio Sant'Elena Quartu Portorotondo, la sfida che si sta giocando in contemporanea sui campi quartesi. Rimessa per il Guspini, Koulibaly, lunga, mettere in mezzo, colpisce, aveva lo spazio, il numero 11 Bruno Bravo, pallone però che si spegne debolmente alla sinistra della porta, difesa da Antonio Secchi. Quando siamo giunti al minuto 18esimo, va a scuola lo sa. Il 7 o il 17? Il 7 non. Il 17. E intanto abbiamo aggiustato anche il nostro cronometro in grafica.
Dunque minuto 19esimo in questo istante, col Bosa che prova a ripartire, pallone molto bene in mezzo per il numero 22, l'ultimo entrato Luca Di Angelo, era però offside, l'avete visto, dunque pallone, o meglio gol non convalidato, fischio arrivato decisamente prima da parte del direttore di gara. Allora il risultato è fermo sempre sull'1-0, ancora Guspini. Fa buona guardia però la difesa del Bosa che perde adesso questo pallone, tiene il pallone in mezzo in campo il Guspini, c'è un'altra bella tentativo rasoterra, questa volta di sinistro da parte di Bruno Bravo, che impensierisce un po' di più rispetto alla precedente Antonio Secchi, che si fa comunque trovare pronto, costretto a smanacciare a fondo campo. Dunque sarà corner per il Guspini. Dunque andiamo a segnalare in questi ultimi 3 minuti due buone occasioni, soprattutto quest'ultima da parte di Bruno Bravo, che praticamente costruisce, fa tutto da solo, l'1 contro 1, il dribbling prima di destra, ora di sinistra. Ora però c'è il corner per il Guspini, pallone in mezzo. Esce ancora molto bene Antonio Secchi, attenzione alla ripartenza del Bosa che riesce, mettendo anche il corpo, ad arrivare per primo su questo pallone, a spingere ancora con il numero 24 Dieng. C'è il raddoppio da parte del Guspini, Dieng che mette in mezzo, alla fine alla meglio la difesa del Bosa, ghiotta occasione, attenzione perché il Bosa nella ripartenza è davvero molto pericoloso, soprattutto la velocità di Dieng. Bosa che è ancora in possesso di palla, con questo pallone a cercare a giro Marco Carboni, pallone che però finisce fuori. Gradevoli questi primi 21 minuti di gara. Sarà corner numero 4 per il Bosa, se ne incarica ancora il 25 Marco Ruggiu. Lo facciamo, ce lo mangiamo più. Fossero quelli i problemi. Pallone messo in mezzo da parte di Ruggi, l'ha spizzata da parte dei giocatori del Guspini, ma c'è ancora Carboni costretto a rimettere dalle parti di Ruggiu questo pallone. Quasi una sorta di colpo di tacco volante da parte del giocatore del Bosa, non so quanto volontario in questa occasione, ha impattato però molto bene in tuffo il numero 15 Unali, pallone che alla fine è finito comunque abbondantemente fuori sulla sinistra della porta, difesa, lo ricordiamo ancora una volta, da Nicola Loddo, classe 2002. Guspini ancora in tentativo di impostazione, c'è il pressing da parte del Bosa, allora Guspini che è costretto a venire qui a sinistra dalla parte di Malandra a scavalcare ancora il centrocampo, ma c'è il colpo di testa dei giocatori bosani, tutto facile, protegge soltanto col corpo il numero 4 Mattiello, pallone che arriva agevolmente dalle parti di Antonio Secchi. Il rinvio di Secchi, tutto regolare secondo il direttore di gara, da portiere a portiere si riparte dall'estremo difensore ospite Uliana. C'è lo spazio qua a sinistra per appoggiare dalle parti di Ibba, l'1-2 con Malandra, ancora Ibba, ancora a sinistra, ancora in profondità per Ibba, questa volta però è in vantaggio, difende molto bene col corpo il numero 3 Riu. Bosa che recupera anche questo pallone, non regala neanche il corner, e allora senza fretta, o meglio rimessa laterale, dicevo senza fretta, se ne incarica ancora Riu. Servizio per Di Angelo, passaggio per Di Angelo, ancora Ibba, riesce alla fine a mettere a terra il Guspini, ma è funzionale il recupero della difesa del Bosa. Koulibaly, Floris in mezzo, ma prontamente ribattuto ancora dai difensori centrali bosani. Ancora Guspini però, la discesa di Koulibaly sulla destra, fa buona guardia, ancora Dieng che arriva prima volta sulla palla, forse, anzi così è secondo l'assistente, forse un pestone da parte di Dieng sul
sul tentativo di recupero della palla da parte di Bruno Floris. Allora sarà calcio di punizione quando siamo giunti al minuto 25esimo di questo primo tempo. Ricordo 26esima giornata del campionato di eccellenza regionale Sardegna, girone unico. Malandra sul pallone col suo mancino. Movimento in area del Bosa, non si può ancora calciare secondo il direttore di gara. Arriva adesso il fischio del signor Mairani, anzi no, eccolo, il calcio di punizione. Malandra ancora a giro e arriva alla rete, il pareggio del Guspini. Bella calcio di punizione a girare, l'autore della rete dovrebbe essere il numero, ve lo diciamo subito appena riusciamo a recuperare, comunque un difensore, ed è il intanto aggiorniamo il nostro punteggio. Guspini dunque che, eccolo qua, dovrebbe essere la rete del numero 6 Federico Uccheddu, almeno così ci è sembrato, anche in virtù dell'esultanza del difensore del Guspini. Allora 1-1 il risultato, andiamo ad aggiornare con la nostra grafica. 1-1 il risultato quando siamo al 27esimo, appena iniziato, di questo primo tempo. Calcio di punizione di Malandra e colpo di testa di Federico Uccheddu. Attenzione adesso al Bosa che prova subito a reagire. Ruggiu. In mezzo Ruggiu si fa trovare, però dove, o meglio, mette il pallone dove non c'è nessuno, recupera agevolmente Nicola Loddo. Raddoppio difensivo, non riesce ad andare via in questa occasione Alessandro Unali, sarà però rimessa laterale già battuta per il Bosa. Cercare Carboni, recupera però palla ancora Malandra, rasoterra, esce bene in questa occasione il Guspini. C'era forse il pallone per Koulibaly, non se ne ravvede Bruno Bravo e allora si riparte ora per Koulibaly che prova a scendere sulla destra. C'è l'anticipo però difensivo da parte di Ongania. Allora nuova rimessa laterale, presumibilmente lunga ancora da parte di Koulibaly. A memoria mi è sembrata la terza se non la quarta rimessa laterale lunga qui da quella zona del campo da parte del giocatore del Guspini. Arriva anche in questa occasione una rimessa piuttosto lunga, quasi un corner, a spazzare il Bosa, che adesso sta un po' faticando nel contenere la voglia di riscatto da parte di questo Guspini. Pallone a cercare Dieng dalle parti in cui arriva il 24 del Bosa, ma c'è l'offside fischiato dall'assistente e dunque si ripartirà con una rimessa in gioco da parte del Guspini. Guadagna qualche metro proprio l'autore del gol, Federico Uccheddu, che adesso rimette in mezzo. Batti e ribatti, poco gioco rasoterra. Ora il pallone arriva dalle parti ancora di Koulibaly, pallone però toccato per ultimo da Dieng, è fuori e sarà ancora rimessa laterale per il Guspini. Chiede l'avanzata dei compagni il numero 2 del Guspini. Attenzione, pallone che arriva tra i piedi di
Bruno Bravo, colpito però troppo sotto, pallone che si alza troppo oltre la traversa, anche piuttosto distante dalla porta del Bosa. Squadre che si affrontano a viso aperto in questa prima frazione di gioco, forse primi minuti nel segno della squadra di casa, poi Guspini che sta pian pianino crescendo, che sta trovando convinzione soprattutto dopo aver trovato il pareggio. Attenzione, ancora pallone da Bruno Bravo, viene toccato duro da dietro il numero 11 del Guspini. Vive le proteste da parte della formazione del medio campidano, in tanti a chiedere un calcio di rigore che insomma a nostro avviso non siamo riusciti a vedere molto bene in questa occasione. Peraltro vi ricordo, per rivedere le azioni salienti basta tornare indietro con il player di Facebook, rivedere le azioni salienti, i gol, insomma tutto quanto vi è sembrato essere un po' più di interessante in questi primi 30 minuti, per poi aggiornare la pagina e ritornare live qua dal comunale di Pozzomaggiore, dove il risultato è ancora fermo sull'1-1. Dunque nulla di fatto, calcio di punizione per il Bosa dalle parti di Ruggiu, ma c'è l'anticipo. Attenzione ancora al Guspini, c'è l'anticipo e allora si riparte dai piedi di Dieng per vie, o meglio prova a cambiare gioco rasoterra a Ruggiu, però arriva dalle parti in cui ci sono solo giocatori con la maglia rossa. Daucheddu a scavalcare ancora e a cercare il reparto avanzato, c'è però il recupero da parte del Bosa, un altro lancio lungo, troppo lungo per il numero 3 Leonardo Riu. Niente da fare, pochi pericoli in questi ultimi 10 minuti di gioco, siamo entrati nella seconda parte della prima frazione, minuto 32esimo. Accenna un pressing il Bosa con Ruggiu e costringe l'avversario a lancio lungo, pallone che poi finisce fuori oltre la linea laterale e allora sarà rimessa per Ongania. Cercare ancora Ruggiu, praticamente onnipresente nelle costruzioni dell'azione d'attacco del Bosa. Malandra si fa sfilar via il pallone, non però in maniera regolare secondo il direttore di gara, allora sarà calcio di punizione per il Guspini, galvanizzato da quella bella punizione a giro che poi ha permesso di mettere a segno il gol del pareggio. Malandra, ancora il suo mancino, ancora pallone in mezzo, no invece decide di giocare, di cambiare gioco dalle parti di Koulibaly sulla destra, difetto nel controllo da parte del numero 2 del Guspini, alla meglio di Eng che subisce anche fallo e allora sarà calcio di punizione per il Bosa. Poteva sfruttare qua le sue qualità di velocista Koulibaly per provare ad andare via, non è riuscito però a controllare bene questo pallone. Esce bene ora il Bosa da questo accenno di pressing da parte del Guspini. Ruggiu, Dieng, c'è l'offside e dunque nulla di fatto, si arrabbia mister Salvatore Carboni, chiedeva forse un cambio gioco, un tentativo di dare un po' più fiato alla manovra. Si è deciso invece di giocare in quella parte del campo dove peraltro Dieng sta insieme a Ruggiu sta costruendo molto bene le opzioni d'attacco della formazione bosana. Nieddu, ancora Koulibaly, sceso un po' il numero 2 del Bosa, prova a spingere, arriva su questo pallone, almeno sembrava così. Bruno Bravo invece recupera ancora la difesa del Bosa. Ruggiu, spalle alla porta, o meglio ora Ruggiu, spalle alla porta, ancora un tentativo di appoggio per Dieng che si sta spendendo in maniera importante in questa prima parte di gioco. Ibba, pallone ancora tra i piedi di Malandra che prova di prima a lanciare
per i compagni in attacco. Ancora Malandra, il suo sinistro, arriva bene il pallone dalle parti di Iba, tutto il tempo per mettere in mezzo, lo fa ma colpisce il numero 18 Tullio Ledde. Allora sarà corner per il Guspini quando siamo giunti al minuto 35esimo. Intanto cambiano due risultati, il Taloro in vantaggio per 2-0 in casa contro il Lipunti. Taloro proiettato ovviamente nelle zone piuttosto nobilissime della classifica, piazza caldissima con un paese intero che segue le sorti della formazione di Gavoi. Bella la giocata qua del numero 11 del Guspini, che riesce ad andare via da due uomini, poi però viene messo a terra, o meglio perde il pallone da solo, secondo il direttore di gara, pallone oltre la linea di fondo. Nulla di fatto allora per Bruno Bravo, è rimessa. Numerosi anche i partner commerciali decisi a sostenere il Bosa in questa meritata stagione da protagonista in eccellenza. Li vedete in sovraimpressione nelle nostre grafiche, tanti numerosi, dimostrazione di quanto la comunità sia legata a questo progetto, a questi colori, nell'attesa ovviamente di tornare al Campo Italia il prima possibile. Ci vuole più del tempo normale per battere questo calcio di punizione che arriva soltanto ora. Viene toccato anche con la schiena da parte della barriera, non si fa ingannare però Nicola Loddo e cattura molto bene questo pallone facendo ripartire l'azione da Uliana, ma si ritorna ancora dai piedi di Loddo. Ucheddu, Bruno Floris. C'è il pressing del Bosa che continua a creare qualche problema in serie di costruzione del gioco. Ruggiu, Carboni riesce a conservare il possesso di questo pallone. Ruggiu, Di Angelo prova a cercare il taglio di Dieng, pallone che alla fine però viene consegnato tra i piedi del Guspini. Ancora prova a costruire il Bosa, ma il Guspini Guardingo si tiene possesso della palla con Bruno Bravo. Malandra, non c'è fretta per il Bosa in questa occasione. Siamo dalle parti di Angelo, ricordiamo è entrato al quarto minuto in virtù dell'infortunio muscolare accorso a Luca Fanelli. Attenzione al Bosa, adesso ha un metro di vantaggio per alzare la testa in questa occasione Paolo Carboni. Siamo però dall'altra parte dove c'è Dieng, l'1 contro 1 contro Koulibaly, doppio passo di Dieng, prova a mettere in mezzo e lo fa scegliendo di attaccare l'angolo più vicino, il rasoterra, il fendente deciso da parte di Dieng, pallone però che finisce fuori alla destra della porta difesa da Nicola Loddo. L'autore del gol, Ucheddu. Svetta più di tutti in questa occasione la difesa del Bosa. Ancora lo scambio con Dieng, mette il piede Di Angelo. Malandra
c'è forse lo spazio per cambiare gioco dalle parti di Ibba. Libero in questa occasione Luca Floris, sollecitato anche dal pubblico che chiamava il tiro in porta. Floris fa quella scelta, la fa forse un po' in anticipo, aveva in effetti più di qualche metro di libertà, pallone però che viene anche in questo caso colpito troppo sotto e finisce fuori alto. Attenzione al pressing del Guspini, è costretto Di Angelo a mettere in mezzo per il compagno di squadra. Ancora dalle parti di Ibba, sta costruendo benino il Guspini qua sulla sinistra, c'è la sovrapposizione di Ibba, non se ne ravvede però Floris che decide di ripartire dal piede di Malandra, sinistra di Malandra, un bel pallone anche in questo caso a giro, tocca la difesa del Bosa e allora si riparte da Bravo e allora è calcio d'angolo per il Guspini. Il minuto è il 41esimo, appena iniziato. Attenzione al Guspini, mette in mezzo, ancora Bravo. Onnipresenti le casacche rosse in questa fase finale del primo tempo. Guspini che dimostra di crederci. Tutto regolare secondo il direttore di gara, allora si prosegue con Malandra che alza la testa, anzi no, decide di giocare ancora per vie centrali, alla fine è Montesuelli a decidere di mettere la palla fuori perché a terra c'è il giocatore con la maglia numero 15, il centrocampista destro Alessandro Unali, che ha bisogno di qualche minuto prima di rialzarsi. Si rialza prontamente Unali, allora si potrà proseguire. I risultati intanto dicono il vantaggio dell'Ilva Maddalena contro la Seminege, risultato questo che va a confortare la formazione di mister Marco Piras, mentre sono ancora fermi sull'1-0 il Sant'Elena contro il Porto Rotondo. Caduta plastica di Ongania in questa occasione, nulla di che per il difensore centrale del Bosa. Mattiello è ancora sulla sinistra dove c'è Carboni, prova ad andare via e lo fa molto bene, prova a fare praticamente tutto da solo, sono però troppi i giocatori con la maglia rossa e allora il Guspini può ripartire dai piedi di Koulibaly. Siamo però già a sinistra dove c'è Uliana, Malandra, ancora Uliana, Ibba in profondità, buono l'intervento in scivolata da parte di Tullio Ledda, tanto qualche nuvola piuttosto tenebrosa sta prendendo il sopravvento qui al comunale di Pozzomaggiore. Ancora non c'è acqua, ma insomma il presagio è tra i più negativi. Intanto prova ancora col suo mancino Ibba a mettere questo pallone in mezzo, colpito per ultimo dai giocatori del Bosa. Ibba però conserva ancora il possesso di palla, ora si sposta il pallone con il destro, mette in mezzo e il Guspini a fare la partita in questa fase finale del primo tempo. Decide di non aver fretta in questa occasione Marco Carboni.
Giusto qualche istante dove peraltro nulla è successo per cambiare le batterie al nostro radiomicrofono e tornare in diretta per raccontare quella che con tutta probabilità sarà una delle ultime occasioni di questo primo tempo per il Bosa. Il calcio di punizione è affidato a Antonio Mattiello. Eccolo il calcio di punizione di Mattiello che sceglie la soluzione rasoterra. Arriva un altro calcio di punizione con ammonizione fischiata a Bruno Bravo. Dunque segnaliamo l'ammonizione al minuto 46esimo all'attaccante del Guspini. Seconda occasione di fila per il Bosa, questa sicuramente più preziosa perché da una posizione del campo in cui si può calciare direttamente in porta sul pallone Ruggiù. Anche però, se non sbaglio, Tullio Ledda, anzi sembra proprio il numero 18 del Bosa, quello più accreditato a questo calcio di punizione. Dieng che pian pianino si allontana e invece alla fine è Marco Carboni col suo destro, pallone che però che finisce un metro e mezzo alto alla destra della porta difesa da Nicola Lodda. Allora si chiudono i primi 45 minuti qui al Comunale di Pozzomaggiore, il risultato è Bosa 1, Guspini 1. Per noi adesso un po' di pubblicità e poi torniamo in diretta per raccontarvi il secondo tempo. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Siete tornati in diretta dal comunale di Pozzomaggiore, secondo tempo della sfida tra Bosa e Guspini, gara valevole per la 26esima giornata del campionato di eccellenza Sardegna. Il risultato 1-1, figlio dell'autogol arrivato al quarto minuto di Ibba su traversone dell'avversario di Marco Carboni, e poi però al 27esimo un bel colpo di testa di Ucheddu sul traversone di Malandra su calcio di punizione, ha regalato il pareggio al Guspini. Da quel momento il Guspini è cresciuto e lo ha fatto in maniera sempre più importante, mettendo in difficoltà la formazione bosana che, va detto ad onor di cronaca, ha dovuto fare a meno dopo appena 3 minuti di gioco di Luca Fanelli. Al suo posto si sta ben comportando Luca Di Angelo. Guspini che ora attacca dalla sinistra verso la nostra destra, pallone che prova a controllare Koulibaly, c'è però il recupero da parte di Dieng, mette molto bene giù in questo caso Ruggiu che viene colpito duro, tutto regolare secondo il direttore di gara. Allora può ripartire il Guspini, anche in questo caso toccato duro un giocatore della formazione ospite, va via Bruno Bravo, trattenuto per la maglia in maniera più che vistosa, arriva il cartellino giallo per il numero 16 del Bosa, si tratta di Paolo Carboni. Sono 2 gli ammoniti al 46esimo, proprio Bruno Bravo era stato ammonito, ora invece arriva un cartellino giallo anche per la formazione di casa. Intanto il mancino di Malandra per questo calcio di punizione per il Guspini. Decide di giocare sulla sinistra, dalle parti, se non sbaglio, di Ibba, che mette in mezzo. Pallone che poi arriva tra i piedi del numero 5 Uliana, o meglio del numero 6, scusate, Federico Ucheddu, che non ci pensa 2 volte, colpisce deciso, pallone però che finisce abbondantemente fuori.
Pallone in preciso qui da parte di Angelo, che stava cercando Carboni. Allora Guspini che può ripartire dai suoi due difensori centrali. Nulla di fatto né da una parte né dall'altra con Dieng che invita nuovamente all'1-2 lungo sulla sinistra. Dieng che però viene anticipato dall'avversario, ma sarà comunque rimessa laterale ancora per il Bosa, con Ruggiu dalle parti di Carboni che controlla, ma poi alla fine tocca il pallone che finisce oltre la linea del fondo e dunque sarà una rimessa in gioco da parte del Guspini. Sono passati 5 minuti in questa seconda frazione, 1-1 ancora il risultato. Bello il lancio qui a cercare questa bella giocata con il pallone deciso in porta. Era il numero 7 Luca Floris che ha controllato molto bene questo pallone, tira a mezza altezza. Bella però anche la risposta di Antonio Secchi. Attenzione perché ora è il Bosa che recupera questo pallone con Carboni, l'1 contro 1 sul portiere. Carboni sbaglia incredibilmente questa rete. Questo davvero un gol fatto per il Bosa, eccesso di sufficienza dell'attaccante bosano, un grave errore in effetti questo. Il numero 21 troppo sicuro, supera molto bene in dribbling anche il portiere a porta vuota di sinistro, colpisce pallone che finisce fuori. Bosa sfortunato in questa occasione, la andiamo a registrare questa occasione perché è stata davvero una occasione unica per il Bosa al minuto sesto, dopo aver recuperato molto bene il pallone qui a centrocampo. Graziato il Guspini in questa prima occasione del secondo tempo. Nulla di fatto, pallone che finisce tra le mani di Nicola Loddo. Si riparte con Uliana e poi Floris, Bruno Floris, Malandra. Ancora a sinistra dove c'è l'altro Floris che mette in mezzo, era Luca. Malandra di testa e ancora Guspini a riproporsi con il cambio di gioco, a cercare Koulibaly, decisamente sballato. La rapidità del numero 2 del Guspini permette di tenere in campo questo pallone. Riparte con pazienza il Guspini che intanto prepara un cambio. Sulla linea del centrocampo il numero 14 Riccardo Oliva, pettina sulle spalle, pronto a entrare sul terreno di gioco. Attenzione a questa bella discesa di Koulibaly, il spalla a spalla con Dieng. Alla fine Koulibaly riesce a empatare, sì, ma il pallone finisce oltre la linea del fondo. Allora al minuto ottavo andiamo a registrare un doppio cambio, quello che è diventato un doppio cambio. Entra con il numero 14 Riccardo Oliva per il Guspini ed esce, scusate, al suo posto, sembra proprio Koulibaly. Intanto per il Bosa entra invece il numero 30, si tratta di Lorenzo Avellino al posto del numero 3 Leonardo Riu. Intanto non è contento Koulibaly di essere
uscito dal terreno di gioco. Queste sono però le scelte di mister Marco Piras con il Guspini, che adesso potrà usufruire di un altro calcio d'angolo. Il pallone viene messo in mezzo, ancora Guspini e ancora tra i piedi di Bruno Floris, impatta però deciso Unali, e allora sarà altro corner per la formazione del medio campidano. Malandra, ancora lui, il pallone però troppo lungo, allora il Bosa che prova a ripartire, troppo presto però questo pallone ancora per il numero 21 Carboni. Il Guspini è già ripartito, l'ha fatto prima dai piedi di Malandra, che ha cambiato gioco e poi questo lancio lungo, ma c'è l'offside. L'offside fischiato a uno dei due giocatori del Guspini, erano il numero 7 Luca Floris e il numero 9 Ruben Cecco. 10° minuto intanto, 1-1 sempre il risultato, ma che occasione per il Bosa con Carboni poco fa a porta vuota, dribbling e poi pallone però che finisce incredibilmente oltre la linea del fondo. Non c'è offside qua, secondo il direttore di gara. Anche questa è una ghiotta occasione per il Guspini, con Ruben Cecco che avrebbe certamente potuto provare una soluzione differente, non ha alzato la testa probabilmente l'attaccante del Guspini, ha provato il colpo sotto, convinto di avere davanti a sé l'uscita dell'estremo difensore. Non è così, perché Antonio Sic è rimasto prontamente in porta e ha semplicemente aperto le mani per catturare questo pallone. Quasi in pareggio le occasioni da una parte e dall'altra, decisamente più ghiotta però quella del Bosa poco fa. Attenzione adesso ancora il Guspini, confusione da una parte e dall'altra, non cambia gioco la formazione del mediocampidano con Ruggiu che recupera alla fine, o almeno sembra così, questo pallone è fasi confuse qui nella zona nevralgica del campo. Alla fine, alla meglio la formazione ospite, che guadagna un altro calcio di punizione sul quale subito si avvicina Sebastiano Malandra, esterno sinistro della formazione del Guspini. Dai suoi piedi è partito il traversone che ha permesso di conquistare il pareggio con il colpo di testa di Federico Cheddu nella prima frazione di gioco. Malandra, pallone in mezzo, colpisce di testa Ruben Cecco, colpisce di testa Ruben Cecco, per tanti l'illusione del gol, un po' anche per noi. Confusione intanto sul terreno di gioco, sembrava essere colpato, sembrava aver toccato per ultimo Ruben Cecco, non così secondo il direttore di gara. Allora ancora corner per il Guspini, che si sta facendo sempre più presente nella metà campo del Bosa. Corner però in questa occasione lungo, attenzione ancora Malandra che si coordina, mette in mezzo questo pallone colpito di collo pieno. Malandra che poi torna addirittura indietro, recupera questo pallone e fa ripartire la manovra della formazione ospite ancora dal suo estremo difensore. Pallone viene messo in mezzo, un Bosa che sembra anche un po' stanco forse in questa occasione, con Dieng che è un tantino uscito di scena rispetto a quanto stava facendo nella prima frazione di gioco. Coraggioso anche il cambio di mister Marco Piras nei confronti di Koulibaly, che comunque con le sue discese stava mettendo piuttosto in difficoltà la formazione di casa. Arriva intanto un altro cambio proprio da parte del mister del Guspini. Esce con, o meglio entra con il numero 13 Gabriele Serra, esce al suo posto il numero che non abbiamo visto, già vestita la pettina. E allora abbiamo solo una certezza: in campo il numero 13 Gabriele Serra.
Rimessa laterale lunga per il Guspini a proteggere questo pallone di Yang, che poi ci riesce, e allora sarà rimessa dal fondo in questa occasione per il Bosa. Ci crede questo Guspini, che intensifica il pressing di Luca, ma c'è, scusate, di Angelo, ma c'è ancora il recupero da parte del Bosa. Ora è Carboni, c'è un 3 contro 4 in inferiorità numerica, il Bosa che però si fa trovare davanti al portiere con il numero 15 Unali. Pronto, non sembrava indirizzato su 7 questo pallone, ma comunque molto vicino alla zona pericolosa dello specchio della porta. Alla fine tocca e smanaccia molto bene Nicola Loddo, mettendo in corner, e dunque sarà calcio d'angolo ancora per il Bosa. Se ne incarica il numero 18 Tullio Ledda. No? Mattiello. Conserva questo pallone, ma attenzione al Guspini, che come detto sta sollevando anche il proprio baricentro. Ci sta credendo la formazione di mister Marco Piras. Intanto l'errore in precedenza ci ha permesso di comprendere chi è uscito, ed era proprio Tullio Ledda, giocatore dunque con la maglia numero 18 in precedenza. Pallone in profondità dalle parti di Carboni, a metà però esce molto bene Nicola Loddo. Federico Ucheddu, e poi ancora c'è stanchezza da una parte e dall'altra in questa occasione. Attenzione, Unali, il fendente del numero 15 del Bosa, rasoterra di poco a lato alla destra della porta del Guspini. Occasione questa che andiamo a registrare al minuto 16° della seconda frazione. Dunque ci stiamo avvicinando alla seconda parte della seconda metà di gara. Squadre che si allungano un tantino. Malandra adesso, questo pallone in profondità, troppo in profondità, non ha colto l'invito Ibba. Non lo aiuti. Ci stava anche il passaggio, ci stava Prova a spendersi Carboni in pressing, ma è il Guspini a conservare il possesso prima di questa bella discesa da parte di Angelo. C'è a sinistra ancora Carboni, pallone che arriva ora tra i piedi del numero 21, tocca in maniera decisa il numero 13 Gabriele Serra, e allora sarà corner ancora per il Bosa. Va nuovamente a guadagnare la bandierina il numero 4 Antonio Mattiello. La sensazione è che possa un po' succedere di tutto in questa fase finale della gara. Ora il corner di Mattiello, ferma tutto il direttore di gara. Va a redarguire i due giocatori, Re di essersi in qualche modo spintonati o trattenuti poco prima del calcio della bandierina. Ora il corner di Mattiello, mezzo, pallone sul primo palo, Malandra a ribattere di testa, e allora sarà solo rimessa laterale per il Bosa. Pallone che viene lasciato a Ongania.
cerca Carboni, mette bene a terra Carboni, prova ad andare via sulla sinistra, mette in mezzo, arriva però per primo, la difesa del Guspini cade a terra, qua Di Angelo, nulla secondo il direttore di gara, attenzione a Bruno Bravo, ma anche un po' stanco l'attaccante del Guspini, costretto a perdere questo pallone, recuperata ancora da Ruggiu, siamo ancora dalle parti di Luca Di Angelo, toccato duro anche in questa occasione il numero 22 del Bosa, dunque sarà calcio di punizione, batte subito, o meglio sembra volerlo fare all'inizio Marco Carboni, scusate. Bosa che alla fine decide invece di optare per un calcio di punizione sul pallone Ruggiu. Ho capito, ma se non chiedono la distanza non c'è. Mette in mezzo Ruggiu, parole, però attenzione perché per poco non commetteva un importante errore Nicola Loddo, un controllo che è venuto in due tempi, si arrabbia intanto mister Salvatore Carboni. Attenzione, trattenuto e poi spintonato in maniera però del tutto regolare secondo il direttore di gara in questa occasione Di Angelo, e allora sarà corner, praticamente il terzo consecutivo per il Bosa, e questa volta invece lo batte proprio Di Angelo. Pallone lungo, viene colpito dai giocatori con la maglia rossa, ora Dieng a mettere a terra, anzi no, fa sfilare oltre la linea del fallo laterale, e allora è rimessa laterale proprio da parte di Dieng, rimessa lunga, spizza e mette in mezzo. Il Bosa, Guspini però è già ripartito con Ruggiu che recupera però facilmente questo pallone. Mattiello urla ai compagni, siamo troppo fermi, chiede un po' più di movimento, un po' di fatica sulle gambe adesso da una parte e dall'altra. Attenzione a Unali, anche in questa occasione calcio di punizione per il Bosa. Di Angelo a mettere in mezzo, colpisce molto bene il difensore centrale del Bosa. Attenzione a Bruno Bravo che recupera questo pallone, poi accenna il pressing ancora il Guspini con Ruben Cecco. Dalle parti di Dieng, ma sono di più i giocatori con la maglia rossa, e allora il Guspini può ripartire. Sta controllando molto bene la difesa del sodalizio del mediocampidano, in questo caso in questa fase della gara la sfida Unali, Dieng, tocco a cercare l'ultimo entrato Lorenzo Avellino. Prova a mettere in mezzo il Bosa, alla fine però il Guspini prova a rinviare, però ancora il Bosa a costruire con Di Angelo. Da questa parte c'è Ongania che sceglie la soluzione personale e fa bene, perché si è voluto distendere in tuffo Nicola Loddo per sporcare un pallone che si stava inesorabilmente insaccando nell'angolino basso alla sua sinistra. Bella questa conclusione da parte di Ongania che andiamo a registrare al minuto 24esimo.
Bosa che se non dovesse conquistare 3 punti in questa gara in qualche modo avrebbe da lamentarsi di quella ghiotta occasione a corsa a Carboni, pallone in mezzo ancora per la formazione bosana. Intanto non c'è però nessun compagno di squadra pronto a intercettare questo pallone. Arriva un altro cambio per il Guspini, dentro il numero 17 Nicola Selis, che entra al posto del numero 9 Ruben Cecco. Prova a cambiare le carte mister Marco Piras in questi restanti 20 minuti o poco più di gioco. Tanto difetta nel controllo qui proprio Nicola Selis nel primo tentativo di toccare il pallone una volta entrato in gioco. Carboni, ma ancora batti e ribatti, il pallone alla fine che finisce oltre la linea laterale. Dai Pino! Fase non gradevolissima della sfida questa, con poche trame da una parte e dall'altra, ancora con Bruno Bravo e poi pallone che sembrava anche raggiungibile forse da parte di Nicola Selis, che però ha deciso di demordere forse un po' troppo presto. Riesce a tenere in campo questo pallone Paolo Carboni, ma alla fine è ancora il Guspini, o almeno per un attimo è così, a tenere il possesso di questa palla. Siamo già sulla sinistra dove c'è Ibba che prova di esterno destro a mettere in mezzo, niente da fare, pallone ancora fuori, si lotta a centrocampo soprattutto in questa fase della gara. Ancora un pallone in profondità per Ibba, sembra troppo lungo, infatti è costretto a rinunciare il terzino sinistro del Guspini. Non sguarda i risultati, intanto Lidolo vince 2-0 sul campo di Arbus, 1-0 dell'Ilva Maddaleni sulla Seminese, 3-0 del Sant'Elena sul Portorotondo, 2-1 del Taloro Gavoi sul Lipunti. In virtù di questi risultati è l'Ilva a scavalcare in classifica l'Ossese a quota 53 punti, 52 punti per Taloro Gavoi e Ossese, 49 per la Ferrini, 46 per il Sant'Elena. Questa di fatto la griglia playoff. Ora in tentativo ancora da parte del Guspini, si fa però trovare pronto Antonio Secchi che mette in corner, se ne incarica Montesuelli. Pallone in mezzo, colpisce di testa e poi anche un tentativo da parte di Riccardo Oliva. Niente da fare, però pallone si spegne oltre la linea del fondo. Rischia però il Bosa in questa fase finale della gara. Mister Salvatore Carboni chiama un altro cambio. Non riesce a tenere in campo qui Di Angelo
E arriva il cambio, chiamato il direttore di gara, entra in campo il numero 19, si tratta di Fabio Bonu, al posto del numero 16 Paolo Carboni. Da sempre i due, anzi tre Carboni, anima di questo Bosa. Rimane invece in campo il numero 21 Marco Carboni, da cui diciamo nascono tante occasioni offensive per la formazione bosana. Dalle parti della difesa del Bosa c'è Dieng, che deve solo attendere che la palla esca fuori oltre il rettangolo di gioco, consegna la palla al compagno di squadra, rimessa laterale allora per il Bosa. Ancora delle parti di Dieng, con un po' di difficoltà il Bosa prova a respirare, il Guspiri però recupera ancora questo pallone. Ora il recupero della formazione bosana con Marco Carboni che si distende qua sulla sinistra, pallone in profondità a cercare Di Angelo. Interviene molto bene però la difesa del Guspini, senza sbavature oggi, almeno fino a questo momento, la formazione del medio capitano, soprattutto nel suo versante difensivo, dove ha concesso pochino. Minuto 30esimo, 15 minuti più recupero alla fine di questa sfida. Sarà ricchissimo soprattutto il prossimo weekend su Directa Sport. Andremo a raccontarvi ovviamente la sfida in casa tra Lipunti e il Bosa, altra sfida importante in chiave salvezza. Apriremo una finestra anche sul campionato di prima categoria, la sfida tra il Sennuri e il Coghinas, primo e secondo posto nel campionato del girone E di prima categoria. Ovviamente andremo a raccontarvi, per stare nel sud Sardegna, anche le sorti della Villa Cidrese Calcio, che a memoria dovrebbe avere un bel testa a testa contro l'Ossese. E poi ovviamente saremo incaricati della produzione della gara interna proprio dell'Ossese nel spareggio della Coppa Italia Nazionale contro il Civitavecchia, match che si concluse questo per 1-1 appena 4 giorni fa sul campo proprio di Civitavecchia. Ossese dunque che proverà a superare il turno che dopo ben 3 turni, se la formazione di Lorica dovesse riuscire a andare avanti, potrebbe regalare addirittura la promozione in Serie D, quello che di fatto successe alla Nusei nell'anno in cui fu proprio la Coppa Italia Nazionale a regalare l'approdo nel campionato interregionale. Torniamo però a vedere cosa sta succedendo qua sul comunale di Pozzomaggiore, con il Guspini che senza problemi fa ripartire la propria manovra dall'estremo difensore. Alla meglio di testa qui numero 5 Ongania, poi però c'è un batte e ribatte, alla fine non succede praticamente nulla. Momento delicato perché c'è stanchezza da una parte e dall'altra, quindi un'occasione potrebbe in qualche modo segnare l'esito del match. Ora colpisce male Mattiello, dunque pallone che finisce fuori quando siamo giunti al minuto 32esimo. Sulla palla Malandra a mettere in mezzo esce Antonio Secchi, rischia un po' qualcosina qua il numero 1 del Bosa. Alla fine però ha ragione, perché nessuno degli avversari riesce ad arrivare su questo pallone. Sarà rimessa laterale affidata a Gabriele Serra.
Attenzione perché il pallone arriva dalle parti di Bruno Floris, pallone però che finisce abbondantemente fuori alla destra della porta difesa dal Bosa. Pallone piazzato e rinvio dove c'è Di Angelo. Ancora il 25 Ruggiu e poi ancora dalle parti di Fabio Bonu. Alla fine però la meglio ancora il Guspini, ancora con Malandra che è praticamente onnipresente in tutti i calci piazzati della formazione di Mister Piras. Tutto regolare secondo il direttore di gara, triplica la difesa del Bosa, qua viene fischiato fallo alla formazione di casa. Non ci è sembrato in effetti un atteggiamento irregolare questo da parte della difesa del Bosa, e allora è sempre, come al solito, come sempre è successo, il numero 10 del Guspini a piazzare il pallone per battere questo calcio di punizione. Mette in mezzo a giro Malandra. Anche in questa occasione il pallone è un po' troppo lungo, non ci possono arrivare i compagni di squadra. Minuto 35esimo, entriamo dunque nelle fasi più calde di questa sfida. Ruggiu, lasciato troppo solo in questa occasione dai compagni di squadra. Bonu, Carboni, Di Angelo a destra dalle parti di Dieng, prova a mettere in mezzo Dieng, lo fa subito, non riesce a tenere questo pallone in campo Carboni. Ci ha provato il Bosa in questa occasione. Tanto segnaliamo il capovolgimento di fronte ad Arbus, dove è la formazione di casa adesso a vincere per 3-2, stava perdendo 2-0 con l'Idolo. 2-0 anche di Lilva Maddalena sulla Seminese, 4-0 del Sant'Elena. Invariato invece la sfida tra Taloro Gavoi e Lipunti. Ossese vince in casa con il Monastir e dunque cambia ancora in vetta alla classifica, perché nuovamente l'Ossese, la capolista, quota 54 punti. Attenzione, mette in mezzo ancora qua il Guspini. Pallone troppo lungo. Già monito! Certo che l'ho visto! Da sole, cavolo! Bravo! Mettiamoci bene, bro! Mettiamoci bene, ragazzi! Corri! Mettiamoci bene! No, Gabri! Nico, diamo una mano! Lo stavo già pulendo. Vieni, Nico! Ma non è la mulita. No. Gabri!
Attenzione al Guspini che recupera qui questo pallone, le ultime energie di Bruno Bravo, che poco ha potuto fare in effetti in questa occasione, vista il raddoppio, anzi triplicato addirittura la difesa il Bosa. Minuto 39esimo. Pallone fuori, ma ancora possesso del Guspini con Ibba. Arriva anche l'ultimo cambio voluto da mister Salvatore Carboni per il Bosa, ma intanto si sta giocando ancora sulla fascia sinistra. C'è ancora Ibba con questo tentativo a mettere in mezzo. Attenzione a Dieng che recupera questo pallone, scivola però poi Marco Carboni. Allora tutto facile per la difesa del Guspini che può ripartire. Siamo già qui sulla destra davanti alle nostre telecamere col Bosa che recupera ancora questo pallone, ma Bruno Bravo è più lesto di tutti recuperare questo pallone e ripartire a sprombattuto col suo sinistro. Ci prova, debole alla sinistra della porta difesa da Antonio Secchi. Arriva il cambio, l'ultimo per mister Carboni, è la volta del numero 2 Davide Soru. Vediamo chi è il bianco-rosso chiamato ad uscire, meglio il rosso-blu scusate, chiamato ad uscire, e Dieng che vedete guadagnare la panchina dall'altra parte del campo. Dunque sarà Soru a provare le ultime discese sulla destra per provare a rompere questo equilibrio finale che dopo l'1-1 ha permesso a Guspini di conquistare un prezioso punto a salvezza qua sul campo di Pozzomaggiore, almeno fino a questo momento. Attenzione ancora al Guspini. Bene l'1 contro 1 qui. È bellissima questa giocata da parte di Ibba che si accentra molto bene, si libera di più uomini, poi prova a calciare, non riesce però a trovare la traiettoria che possa in qualche modo impensierire Secchi. Ancora Bosa. Con questa rimessa laterale affidata a Pischedda. Dalle parti di ora il colpo di testa ancora del Bosa e il recupero. Attenzione però a questo bel intervento in scivolata da parte del numero 13 Gabriele Serra che mette in mezzo. C'è un po' di sovranumero qua di giocatori con la maglia bianco-rossa, poi alla fine tocca ancora un giocatore del Bosa, là sarà rimessa laterale ancora con Serra, mette in mezzo all'area sul quale però arriva per prima la difesa del Bosa. Siamo già dalle parti di Marco Carboni e Luca Di Angelo, ma è ancora il Guspini. È corretto il controllo secondo il direttore di gara da parte di Bruno Bravo che si libera ancora di 3 uomini, fa valere anche tutta la propria fisicità e conquista questa rimessa laterale. Ancora energia il numero 11 del Guspini e mette in mezzo, è costretto Secchi qua a uscire. Sta rischiando il Bosa in questa fase finale. Attenzione però a questa ripartenza con Marco Carboni che riesce a liberarsi, poi si allunga però troppo questo pallone e allora intanto dall'altra parte un problema al braccio per il numero 7 Luca Floris. Si corica per terra il giocatore del Guspini. Il gioco non è ancora fermato dal direttore di gara. Prova a rialzarsi Floris, dolorante sembra al polso sinistro. Sta fermo intanto Bruno in questa occasione.
prova il tiro da lontano, si era accorto di un Secchi fuori dai pali e arriva la munizione. La munizione per Luca Floris, forse per il fatto di essere rientrato in campo senza permesso del direttore di gara. Cambio ancora per il Guspini, sarà l'ultimo anche sul versante bianco-rosso. Entra il numero 18 Michele Pisano al posto proprio di Luca Floris. Minuto 43-39 più recupero che ancora non conosciamo. Secchi tanto. Quindi a lungo svetta più in alto di tutti Malandra. Guspini sembra di avere un pizzico di benzina in più in questa fase finale della gara. L'onnipresente Malandra su questo calcio piazzato. Arriva l'anticipo da parte di Federico Ucheddu, ottimo anticipo difensivo da parte del Guspini che è più lesto a ripartire, lo fa proprio con il nuovo entrato che però colpisce, o meglio non trova il suggerimento, l'imbucata per il compagno di squadra. Allora ancora Bosa con Di Angelo che però stanchissimo, perde un po' di lucidità in questa fase finale. 4 i minuti di recupero, intanto 4 minuti di recupero quando siamo giunti ora al 45esimo, dunque il risultato assolutamente in bilico, perché la sensazione è che possa succedere ancora un po' tutto da una parte e dall'altra. Un pizzico più lucido sembra la formazione di mister Marco Piras, vediamo in quale modo finirà. Intanto c'è un fallo qua fischiato al numero 2 del Bose, il nuovo entrato Davide Soru, che è rovinosamente caduto sul giocatore avversario. Guspini che mette ancora in mezzo, nulla di fatto, e allora si riparte dai piedi di Bonu. Di Angelo, Ruggiu, ancora contrasto tra Di Angelo e Selis. Alla fine alla meglio il giocatore con la maglia numero 17, allora è Malandra, calcio di punizione, mette in mezzo dalle parti di Bruno Bravo che cade a terra. Prova l'imbucata per Marco Carboni di testa, però nulla di fatto, pallone che non arriva tra i piedi del numero 21 del Bosa, pallone che finisce fuori in questa occasione. Iba che si incarica della rimessa. Malandra non riesce a tenere questo pallone, allora sarà, o meglio tocca per ultimo il giocatore del Bosa, sarà rimessa laterale per il Guspini. Quando siamo al minuto 48esimo, o meglio 47 e 2 secondi appena scoccati sul nostro cronometro. Ovviamente un risultato questo che va più a favore della formazione ospite, un punto qui a Bosa, in un Bosa che era in un ottimo momento dopo 2 vittorie consecutive, è un risultato che può far ben sperare nella corsa a salvezza. Guspini che tra l'altro non sta davvero rubando nulla, un risultato assolutamente giusto per quello che abbiamo visto in campo. È stato propositivo, ha saputo costruire, soprattutto ha saputo gestire molto bene anche la manovra difensiva. Va detto, un Bosa decisamente spuntato visto l'uscita di Luca Fanelli dopo 4 minuti di gioco.
l'assenza del suo allenatore bomber Salvatore Carboni, un punto che permette comunque di proseguire la striscia di risultati positivi. Attenzione intanto con il Guspini che trova la rete al minuto 49esimo, Guspini dunque in vantaggio a fine gara a mettere a segno la rete. Dovrebbe essere stato il... Vediamo un po' se riusciamo a recuperare il numero di maglia di chi ha messo a segno questa rete che vale il vantaggio. Così. Vediamo se riusciamo a recuperare l'autore del gol che vale questi 3 punti d'oro per il Guspini. E allora è il numero 8 Bruno Floris. Dunque lo vedete con le immagini del nostro Fabio Madau, viene a festeggiare in panchina con mister Marco Piras. Sono davvero 3 punti d'oro per la formazione del medio campidano, che arresta intanto la corsa del Bosa che arrivava da 2 vittorie consecutive. Mi sento di dire una vittoria anche in qualche modo ben costruita e certamente anche meritata, soprattutto per la seconda parte di gioco in cui non ha ceduto la formazione di Marco Piras, ha costruito molto bene, ha tenuto molto bene soprattutto in chiave difensiva. Bosa, come detto, un po' spuntato, l'assenza di Luca Farelli dopo 4 minuti, quella del mister allenatore Salvatore Carboni, un 2-1 che ovviamente non va a condizionare in qualche modo una corsa a salvezza che è abbondantemente sicura per la formazione bosana. Direi che è tutto dal Comunale di Pozzomaggiore. Io ringrazio per le immagini e per la parte tecnica il nostro Fabio Madau. Da Maro Farris il più cordiale buonasera.